Con il capitano Riccardo, partita intensa, difficilissima, non siamo riusciti a prenderci questi 3 punti, abbiamo mantenuto la testa della classifica, al netto a mio avviso, dico tutto io poi te parli dopo, al netto a mio avviso di un arbitraggio tutt'altro che, ma non dico favorevole, vorrei dire obiettivo, e senza Ambrosio, insomma tutto sommato meritavamo anche qualcosa in più. Comunque teniamoci la testa della classifica. Ma quello che abbiamo fatto stasera è grande perché c'era tanta gente al palazzetto, è stato forse la cosa più bella, il paese che ci sostiene, e quello che abbiamo fatto noi è altrettanto grande, una grande prestazione con il nostro pubblico. Meritavamo di vincere, ma comunque abbiamo dimostrato che la squadra c'è, che l'obiettivo ce l'ha bene fisso in testa, ed è quello di innanzitutto ora affrontare la Coppa Italia da squadra che gioca in casa e poi andare a prenderci il primo posto in classifica. Mi sento di dire le loro reti, qualcuno ha costruita veramente molto bene, qualcun altro è arrivato in una qualche maniera, noi abbiamo avuto una squadra rossoblu che è riuscita a fare delle reti importanti anche dal punto di vista tecnico. No, sicuramente abbiamo avuto delle grandi occasioni, è stato bravo Bruno, ha fatto degli interventi importanti. Abbiamo fatto una partita di sostanza, grossa sia davanti sia in difesa soprattutto, siamo arrivati bene in porta. Penso che ai punti posso dire che fosse pugilato avremmo vinto, purtroppo non lo è, però abbiamo dato una bella prova di forza. Adesso ci aspetta una settimana di lavoro intenso perché poi il prossimo fine settimana iniziano a fioccare i titoli. Sì, ora domani è un giorno di recupero, comunque abbiamo preso la carica giusta da questa partita, speriamo di recuperare Federico e nulla, siamo pronti a dar battaglia a tutti. Grazie mille, alla prossima. Grazie mille a voi. Grande capitano.